Con 3 segni di invalidità falsi, la polizia locale ne scopre 4 in soli 5 giorni a San Vito di Cadore. Sentiamo come sono andate le cose. Ancora cronaca, un capodanno di duro lavoro per i vigili del fuoco, diversi incendi scoppiati ieri anche con un ferito, niente danni invece, almeno per gli uomini, dai botti di Capodanno, terrorizzati purtroppo gli animali domestici e anche un orso in servizio. E non si placa invece il malumore tra i leghisti per l'accordo con il PDL e soprattutto gli esponenti del Carroccio di Nuova Generazione avrebbero preferito la corsa solitaria, in particolar modo per completare il percorso di rinnovamento avviato da Maroni. Le interviste. Parliamo adesso del caso Aprilia, annuale da stamattina trattativa ad oltranza tra aziende e sindacati per cercare di trovare un'intesa che salvi 200 posti di lavoro. Sentiamo che cosa è emerso. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa per la pubblicità, tra poco in studio. Siamo alle elezioni politiche, solo veneti in lista, 5 i veneziani pronti a staccare il biglietto per Roma, formalizzate le liste del Partito Democratico dopo il direttivo nazionale di ieri sera, il lavoro al centro dell'agenda dei candidati. Ascoltate. Ancora cronaca con scene di panico questa mattina tra Pianiga e Caltana per un toro scappato dal mattatoio. L'animale, un bovino da 7 quintali, stava per essere caricato su un camion diretto appunto al mattatoio, ma è riuscito poi a fuggire. Ha percorso chilometri seminando terrore, e questo lo possiamo anche immaginare, tra gli abitanti, e costringendo i carabinieri e polizia locale ad un enorme dispiegamento di forze, strade chiuse, traffico deviato, residenti invitati a richiudersi in casa. Alla fine il toro è stato abbattuto dalla polizia provinciale. Francesco Saverio Pavone è il procuratore di Belluno. Belluno provincia sempre ai vertici in quanto a sicurezza. Il nuovo procuratore capo spera che resti sempre così. Naturalmente lo abbiamo intervistato. Ascoltate. E adesso invece ci fermiamo pochi istanti, l'informazione dal meteo e poi di nuovo in studio. A tra poco. Naturalmente anche da parte nostra un grande abbraccio alla famiglia per la scomparsa di Maurizio. Adesso il nostro telegiornale va avanti, giovanissimo ma con grande esperienza politica alle spalle. È Marco Darin Zanco, 26 anni appena, il candidato bellunese meglio posizionato nelle liste dell'UDC. Sto con Monti perché rappresenta la politica che fa, spiega Darin, e naturalmente l'abbiamo intervistato. Ascoltate. Ed è stata convocata per il 1° febbraio l'assemblea di BIM GSP chiesta dai sindaci. Per giovedì pomeriggio è invece prevista una riunione tra i rappresentanti sindacali e l'azienda. In entrambe le occasioni saranno molte e spinose le questioni sul tavolo della discussione. Intanto sentiamo il problema. Qual è? E negli ultimi 10 anni è raddoppiato il numero di utenti che si rivolgono al centro di salute mentale dell'ULSS di Belluno. Il dato è passato da 6.800 agli oltre 1.500 all'anno, cioè più del 2% della popolazione assistita dall'azienda sanitaria. La malattia mentale è più frequente di quanto si possa immaginare. Il periodo storico che stiamo attraversando di certo non aiuta. Sentiamo i dati. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie dell'ultimo minuto. Vi ringrazio per essere stati con noi e aver scelto la nostra informazione. L'informazione da Belluno torna domani, naturalmente alla stessa ora. Arrivederci. Amianto a Palazzo Rosso, l'allarme è scattato dopo la rottura di una tubazione. Dipendenti al lavoro nonostante il freddo, non c'è riscaldamento e il Consiglio Comunale cambierà sede per la prossima seduta. Il punto. Parliamo adesso della politica. Continua il cammino dei partiti verso le elezioni politiche appunto del 24 e il 25 febbraio. Il Partito Democratico ha presentato oggi la sua campagna elettorale. Torneremo nelle piazze e nei mercati di tutti i comuni bellunesi, assicurano i candidati. Naturalmente abbiamo raccolto le loro interviste. Mappe tattili dei luoghi simbolo di Belluno per le visite anche per i ciechi e ipovedenti. La novità è stata presentata questa mattina e garantisce una miglior qualità della vita, appunto anche quella di più deboli. Sentite. Adesso ci fermiamo pochi istanti, ci sono le previsioni del tempo. Linea alla regia per questo, ma restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, ma solo per i saluti, non ci sono altre notizie. Vi ringrazio per l'attenzione. Naturalmente il notiziario da Belluno torna domani. Arrivederci e buona serata a tutti.